Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere. Ecco che c'è un accordo fra il Ministero proprio e la Regione per poter realizzare delle ideors nelle piazze o anche manifestazioni su piazze appunto particolarmente storiche. Signor Sindaco, è una soluzione importante questa. Beh, questo è un atto molto importante, io ringrazio appunto il Presidente Serracchiani e anche l'assessore Santoro, perché è un accordo tra il Ministero e la Regione che in particolare ci permette di realizzare, nelle more di un accordo più ampio che tratterà anche il tema dei Deor, invece ci permette di realizzare iniziative temporanee di carattere di mercato, di carattere sportivo, di carattere culturale in genere e anche in Piazza San Giacomo, quindi in quelle che sono le piazze del centro storico, quindi è un'iniziativa che permette di, per esempio, fare il mercatino dell'antiquariato quando avevamo pianificato di farlo, anche se invece avevamo ricevuto il diniego alcune settimane fa. Ci permette di realizzare per esempio quell'iniziativa sportiva che abbiamo dovuto invece dirottare su Piazza Venerio, no? L'iniziativa di palla di basket a 3, oppure ci permette anche di realizzare iniziative per Friuli Doc, ovviamente la responsabilità del decoro e, come è giusto che sia, della ragionevolezza spetta al Comune. C'è un'altra cosa, c'erano i commercianti di via Paolo Sarpi che si sono messi assieme per dire dobbiamo fare qualcosa in questa via del centro che è sempre stata oggetto di problematiche effettivamente. Ecco, che cosa si può fare? Avrete un colloquio? Ma certamente i colloqui li abbiamo numerosissimi tutti gli anni e lì abbiamo anche gli altri anni hanno realizzato appunto il mercoledì dei Sarpi cosiddetto e il tema però qui è il superamento delle soglie del rumore dopo le 11:30 e quindi il problema è però un problema questo veramente normato da una normativa nazionale sulla tutela della quiete pubblica, quindi su questo non è neanche una decisione comunale, noi possiamo derogarlo alcune volte ma certamente non è possibile farlo in via sistematica. Se i commercianti non facessero più nulla sarebbe un problema, però no. E certamente è importante che tutti diano da fare, però le leggi del nostro paese sono a tutela dei cittadini, poi appunto non è una questione che può essere decisa appunto in via di ente locale, queste sono le norme nazionali, infatti l'altro anno finì appunto con un provvedimento in particolare della Procura della Repubblica. Quindi insomma, bisogna cercare un compromesso positivo. Certamente il tema è quello di trovare appunto una convivenza e soprattutto di rispettare gli orari di chiusura. Qualche deroga può essere concessa, la deroga non può essere però attuata indiscriminatamente.
Classifica di Confartigianato sui comuni maggiormente attrattivi per le imprese, il comune di Udine risulta all'86esimo posto. Critiche da parte dell'opposizione chiedono le dimissioni, in particolar modo di questa giunta definita baby. Come risponde, Assessore? Devo rispondere che appunto l'opposizione deve leggere i dati ufficiali di Istat. È abbastanza sconsolante che molte persone che fanno politica da decenni non conoscano questi dati. La classifica di Confartigianato è una sperimentazione, è una classifica originale, particolare, però è composta da diversi fattori, il risultato dipende da come vengono pesati i diversi fattori. E in realtà quello che conta sono i dati netti. Appunto il comune di Udine dal 2002 al 2014, quindi in quasi 10 anni, fatte 100 le imprese a inizio millennio, e adesso ce ne sono 108 di imprese in comune di Udine. Invece in provincia, fatte 100 quelle nel 2002, ora ce ne sono 98. Quindi i dati cantano, sono molto chiari, mentre durante la crisi, mentre in comune di Udine le imprese, le unità locali attive e anche le imprese artigiane di numero aumentano nettamente, in provincia appunto calano. Perché l'opposizione si attacca a questa classifica di Confartigianato? Perché gli permette di appunto attaccare il comune senza invece attaccare la provincia. Lei non ritiene attendibile la classifica di Confartigianato che posiziona in posti medio-alti i comuni della montagna piuttosto che il vostro? Sì, dipende appunto dai criteri che vengono scelti. Appunto, ci sono tante sperimentazioni di questo genere in Italia, ce ne sono tante, alcune le fa anche il comune, però appunto bisogna prendere queste sperimentazioni per quello che sono. Spesso le sperimentazioni vanno appunto migliorate nei tempi. I dati ufficiali insomma sono molto chiari e vanno in un certo senso in una tendenza molto netta. Nell'ultimo Consiglio Comunale si è riaperto il discorso relativo al terzo ponte di Cividale del Friuli, discorso che era stato accantonato dopo anche una vostra movimentazione popolare, una raccolta firme che ha portato 3.400 firme di residenti, ma non solo. E adesso siete di nuovo sul piede di guerra? Sì, siamo di nuovo sul piede di guerra. Il sindaco ha smentito le sue stesse parole, che quando gli abbiamo consegnato le firme infatti ci disse che non era nel suo programma il terzo ponte, facendo il gioco con l'assessore Strazzolini, che propugnava a quel tempo il terzo ponte. Adesso invece le parti si sono invertite. Il sindaco auspica che il terzo ponte venga fatto con una pillola che ha indorato, nel senso che auspica che venga fatto un bando pubblico, un concorso di idee, però ovviamente il terzo ponte non si deve fare. Voi parlate di ripercussioni significative a livello naturalistico di impatto ambientale per una città che oramai è patrimonio dell'UNESCO. Chiunque viene a Cividale vede come Cividale è cambiata in questi ultimi anni, in peggio. Le costruzioni della Banca Popolare, la stazione, il Palazzetto dello Sport, tutti i supermercati che continueranno a essere fatti perché con la direttiva Bolkestein il Comune ha già stabilito che ci sono 2 direttrici in cui altri supermercati possono essere costruiti. Con la costruzione di case nella zona nord-est di Cividale che oscurano la skyline di Cividale, adesso il terzo ponte, la mancata chiusura del Ponte del Diavolo stanno rendendo questa città invivibile, il centro si sta depauperando e diventa una città normale che con l'UNESCO non ha niente a che fare, la distruzione completa di un territorio. Ci sarebbero i fondi per fare questo terzo ponte? Per quello che mi risulta no. Il terzo ponte se viene fatto, e speriamo proprio che non venga fatto perché i cittadini già hanno espresso la loro opinione, deve essere finanziato dalla regione. L'opposizione in questa città finalmente ha tolto un po' di ambiguità, almeno nell'intervento di uno dei consiglieri nell'ultimo consiglio comunale, che si è detto che il terzo ponte non si deve fare.
Nell'ambito delle attività del progetto Interbike, in occasione della campagna di sopralluoghi per la definizione di un itinerario ciclabile da Kraniška Gora a Ravenna, giovedì 12 giugno alle 17:45 nella sala consigliare del comune di Aquileia in piazza Garibaldi 7 è in programma un incontro tra gli operatori del settore per condividere le possibilità offerte dal progetto Rete Ciclistica Transfrontaliera Interbike. In tale occasione verranno scambiate le esperienze e illustrate le opportunità per lo sviluppo della ciclabilità nel territorio transfrontaliero. A rappresentare la provincia di Udine il vicepresidente Franco Mattiussi. Le piste ciclabili rappresentano un'opportunità da cogliere, un volano per il nostro territorio, evidenzia Mattiussi. L'ente pubblico sta facendo la sua parte realizzando le infrastrutture e migliorandole. Ora spetta agli imprenditori, conclude Mattiussi, proporre offerte che le valorizzino e attirino i turisti. Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere.